Parliamo del Napoli immediatamente, c'è un regalo per te, una cosa bellissima che forse neanche tu sai. Se la regia mi manda in onda, non so se tu ti ricordi, il 24 ottobre tu qui ai Fatti di Napoli hai fatto una proposta che poi è stata ripresa su larga scala. Vediamo un attimo, 40 secondi. Che ormai è passato il numero 10, c'è Lavezzi, un tifoso Lavezzi, io sono perfettamente d'accordo. Tutt'al più potremmo fare così, un 10 con le 2 stelle dello scudetto, per distinguerlo dal vecchio 10. Però è giusto che questo 10 venga rimesso in campo perché Maradona rappresenta il passato, ci ha fatto vincere 2 scudetti, è stato bravissimo, però non possiamo sempre pensare a Maradona. Abbiamo un nuovo Napoli, abbiamo un nuovo grande giocatore, io ritengo Lavezzi uno dei più forti giocatori del mondo, lo ripeto, perché per me è un bravissimo giocatore e meriterebbe questo famoso 10. Ecco, questo era il 24 ottobre, tu hai fatto questa proposta, diciamo che in studio Gianfranco Lucarello subito disse no, Maradona ha fatto cose pazze, tutti i contrari. Ebbene, noi questo piccolo pezzo l'abbiamo pubblicato, l'abbiamo messo su YouTube, ti voglio dire, l'abbiamo messo su YouTube. Pensa che è stato ripreso su Facebook, non l'abbiamo messo noi, e ha avuto più di 2000-2500 visite. Quindi tu, e oltretutto, dopo le dichiarazioni di Maradona sull'Inter e su Moratti, sono tutti favorevoli. All'inizio erano tutti contrari. Devo dire la verità, ma è rimasto forse solo Gianluigi Guarino. Ha precisato sul mattino. Ha precisato perché forse evidentemente si è reso conto di quello che aveva fatto. Quindi io ti do la palla, come si dice. Precisato o non precisato, io penso che il 10 bisogna di nuovo farlo indossare a Lavezzi. E per ricordare bene Maradona, lo ripeto, anche se questo mi è stato suggerito, l'unico modo per ricordare Maradona. Ci ha fatto vincere 2 scudetti, diciamo pure ce l'ha fatto vincere con grandi giocatori vicino. E io vorrei fare un appello questa sera ai nostri amici giornalisti, ai miei amici in particolar modo e anche ai tuoi, che sono Antonio Corbo, Ciccio Marolda, Lucariello, Marciano Malfitano. E Mimmo Malfitano, perché nelle loro trasmissioni non lanciano anche sono tutti della famiglia dei Fatti di Napoli. Benissimo. Anche loro questa proposta di mettere il 10 in campo e darlo a Lavezzi, basta con questo 7 di Lavezzi. Diamo il 10 con le 2 stelle e così si ricorderà Maradona per tutta la vita. E se ci mettiamo le 2 stellette si ricorderanno anche di Gino Patroni.